mai, mai, mai ti lascio, mai, mai, mai da solo. Sì, sì, infatti, eccomi qui. Mi sono dovuto cercare un appartamento in questo condominio per starmene in santa pace. Vedrete e sentirete nella prossima mezz'ora sarà un prodotto del vostro cervello, la più complessa struttura dell'universo conosciuto, che voi potrete modificare migliorandola o peggiorandola. Ogni volta che mangerò o berrò, sono sicura che accadrà qualcosa di interessante. Vediamo cosa accade con questa pozione. Salve, sono Roger Bingham. Era un brano tratto da Alice nel Paese delle Meraviglie. Alice era davvero molto brillante in neurologia e aveva perfettamente ragione. Dire che qualsiasi cosa mangiamo, beviamo, usiamo o ci iniettiamo produrrà in noi un effetto interessante. Per questo funzioniamo. Le informazioni vengono Sì, caro, sono appena rientrata a casa. Il tempo di sistemarmi e sono subito da te. Ah, una chiamata importante. Un lavoro all'estero, dici? E tu hai accettato. Ma era il nostro primo appuntamento. Capisco. Chi era? Non vorrei che fosse qualcuno che cerchi me. Magari qualche mio studente in cerca di appiopparmi la sua tesi. Attraverso il microscopio elettronico, una piccola porzione dell'immenso territorio occupato da centinaia di miliardi di cellule cerebrali, chiamate neuroni. È la struttura che genera pensieri, sogni, speranze e paure. Ciò che sentiamo, crediamo, desideriamo nasce esattamente da qui, il cervello, immensamente Ma cosa stai dicendo? Che cosa stai dicendo? Non capisco perché tutte le volte che sto per iniziare una relazione con qualcuno debba sempre succedere qualcosa. Come se il destino volesse impedirmi di essere felice. Quella notte in fondo al mare il mio bimbo hanno agitato e per farmi delirare dico anch'io l'abbia affogato. Ah, pietà di me, il letargico sopore e mia madre addormentata e per colmo dell'orrore dico anch'io l'abbia toscata. Laura è fredda e il carcer fosco. Avevo invitato la moglie dell'architetto per una partita a carte. Chissà come mai non si è ancora presentata.
indecisa. Speriamo non le sia successo qualcosa di grave. Quest'anno inizierò il corso con un bel monografico su Albertino Mussato. A menadito lo dovranno conoscere questi miei studenti. Nel condominio stanno succedendo cose strane. Le donne non fanno altro che andare in giro a procacciarsi uomini. E gli uomini tentano la scalata ai piani alti. E chissà che cosa si aspettano di trovare. E io? Che cosa aspetto? Ci dovrebbe essere la mia ex moglie mentre giudico la preparazione dei miei studenti. Penserebbe che era davvero ben poca cosa quello che succedeva a casa con lei. Good morning, it's time to wake up. Please, get up and wash your face. Don't forget about your business. Ma che... voglio dormire! Cazzo la sveglia! Porca miseria! Accidenti! Proprio oggi che ho la riunione con i colleghi! Non posso permettermi di arrivare in ritardo al lavoro. Rischio il licenziamento. La camicia! Forza! La borsa, le chiavi, il telefono, Ah, i pantaloni! le scarpe. Pantaloni! Ma no, li sono messi al contrario, accidenti! Però maledette scarpe. Forza! Le scarpe! Io non capisco perché pretendano che una vada in ufficio con i tacchi alti, sapendo perfettamente che poi dovrà correre da una parte all'altra tutto il santo giorno. La giacca! Forza, la giacca! Mamma, finirò per sgualcirla! La borsa! Sì, può andare. Su, forza! Stavo dimenticando la borsa! Oh! Mi scusi! Non l'avevo vista! No, mi scusi lei. Nemmeno io l'avevo vista. Ha sentito che è mancata la corrente ai piani alti? Ecco perché la moglie dell'architetto non si è presentata ieri sera. Sa, l'avevo invitata per una partita a carte. Ma cosa sarà successo? Spero non sia colpa di qualcuno dei piani bassi. Lei dice che si è trattato di sabotaggio. E chi può dirlo? Da quando quelli dei piani alti hanno cacciato dalla piscina i bambini dei piani bassi, i rapporti sono molto tesi. Ecco di cosa si lamentavano le mamme l'altro giorno. Ma lei crede che succederà qualcosa anche qui? Chi può dirlo? Stasera, quando tornerò da lavoro,
Passerò dall'architetto e mi farò dire qualcosa di più al riguardo. Beh, ma allora stasera aspetterò sue notizie. Ma certo, però adesso andiamo, altrimenti faremo tardi al lavoro. Forza, prendiamo l'ascensore centrale che faremo prima. Sì, hai ragione. Su, andiamo! Mamma mia, che giornataccia! Tutto il giorno a correre tra un ufficio e l'altro per consegnare caffè e scartoffie. Beh, non ci voglio proprio più pensare. Certo, però, è simpatico quel professore. E magari approfitto dell'incontro che dobbiamo avere stasera per invitarlo a cena. Sì, sì, sì. No. No, 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 no. Se poi lui non dovesse presentarsi, succederebbe come con tutti gli altri. Perderei anche lui. No, 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 no. Preferisco continuare a incontrarlo sul pianerottolo. Sì. Sì. Anche se sto iniziando a sentirmi veramente sola. Sì, sono qui e staremo insieme per sempre. Professore, ho sempre desiderato un momento come questo. Forse vi starete chiedendo come mai torno da casa dell'architetto a quest'ora tarda della notte. L'architetto mi ha riferito che la situazione nel condominio sta davvero degenerando. E in effetti ho avuto anch'io, qualche problema a salire le scale. Quelli dei piani bassi volevano aggredire anche me. L'architetto poi aveva delle strane macchie di sangue sulla vestaglia che esibiva quasi come fosse un trofeo. Boh. Ma fin dove arriveremo? Che cosa sta succedendo?
costruzione della muraglia Ming iniziò con 2 muri di mattoni, alti 65 cm e larghi 70. Gli operai riempirono di terra le pareti di mattoni e le compattarono fino a ottenere una massa solida. Dove i mattoni si sono staccati, rimane scoperto il nucleo di terra. Qui decine, forse centinaia o addirittura migliaia di lavoratori trovarono il riposo eterno. In alto, altri strati di mattoni a formare un camminamento sufficientemente largo da lasciar passare 5 cavalli o 10 uomini uno accanto all'altro. I nemici si trovavano davanti merli che consentivano ai soldati di scaricare le proprie armi debitamente protetti. Ma io vorrei sapere chi scrive i testi di questi documentari. Lo sanno tutti che la muraglia cinese non è servita a un bel niente. Ora serve a spillare soldi ai turisti. Good morning, it's time to wake up. Please, get up and wash your face. Don't forget about your business. Ma no, uffa, di nuovo! Ma è la sveglia! Sono in ritardo! Ma di nuovo, dai! Oh, questa volta i miei studenti mi prenderanno in giro! A me, che predico sempre la puntualità massima! Cara mia, potrei permetterti di arrivare in ritardo quando sarai in pensione, ma non certo adesso. Ma perché le fanno sempre con così tanti bottoni queste camicie? Pantaloni, i pantaloni. Ecco, e le scarpe. Oh, mamma mia, meno male non hanno i lacci. Ma che ora si è fatto? Tardissimo. Te ti metto dopo. Vieni qui. Ecco qua. La giacca. Adesso la borsa. La borsa. Oh, manco il tempo di chiudersi i pantaloni. Non è neanche il tempo di sistemarsi come si vede. Accidenti. Oh! Professore. Per poco non ci scontravamo di nuovo. Già. Ma non dovevo darmi delle notizie. In che senso? Come? L'aspettavo ieri sera. Ah, mi scusi. È che non ho riposato tanto stanotte. Eh sì, anch'io ho sentito delle urla e del chiasso. Ma che cosa è successo? Probabilmente quelli dei piani alti si saranno vendicati delle incursioni subite. A quanto pare la nuova logica del condominio vede quelli dei piani bassi in lotta contro quelli dei piani alti. Certo potrebbero evitare però di fare tutto quel baccano durante la notte. Non capisco. Noi abbiamo sempre avuto ottimi rapporti con quelli dei piani alti e anche con quelli dei piani bassi non abbiamo mai avuto problemi. L'architetto ha stabilito regole ferree che hanno sempre garantito una pacifica convivenza. Per questo l'architetto è conosciuto e stimato da tutti i condomini. Ma se laggiù non l'hanno neppure mai visto, come può pretendere che alla lunga possano rispettare le sue regole? Ma non lo so, però stiamo facendo tardi al lavoro, forza!
Prendiamo l'assessore centrale che faremo prima. Su, andiamo! piani bassi stanno diventando delle bestie. Hanno distrutto tutte le auto del nostro parcheggio. Mi è toccato prendere il taxi per andare e tornare da lavoro. Mi hanno fatto arrivare in ritardo e adesso rientro a casa e li trovo appostati all'ingresso come se fossero i padroni del condominio. Non volevano lasciarmi passare. Mi hanno addirittura chiesto a che piano abitassi. E io di primo acchito mi sono rifiutata di rispondere. Ma poi sembrava quasi che volessero aggredirmi. E alla fine ho dovuto dire di no. E solo quando hanno saputo che abitavo ai piani intermedi mi hanno lasciata passare. Credo che mi serva un po' per sciogliere un po' i nervi. L'architetto mi ha riferito che siamo in grave pericolo. Gli inquilini abbandonano i propri appartamenti per riunirsi in clan e così proteggersi a vicenda. Poi assaltano il supermercato e lì è rimasto un solo commesso. Chissà per quanto tempo potrà ancora resistere. Ma se chiude anche il supermercato del condominio, come faremo noi a sopravvivere qui dentro? Boh, non ho idea. Siamo arrivati a questo punto. Ma cosa sta succedendo? Credo che per tranquillizzarmi un po' guarderò il film d'amore preferito dai miei genitori, Casablanca. Quando gli animali si sentono minacciati da un pericolo, possono reagire in tre modi diversi. Lo affrontano combattendo, fuggono il più velocemente possibile. Queste due cose insieme vengono chiamate reazione, combatti o fuggi, oppure si paralizzano. Anche gli esseri umani possono avere questi tre tipi di reazioni e molto spesso in situazioni di emergenza imprevista si bloccano, anche quando non sarebbe una buona idea. Ci sono delle ragioni evolutive per cui gli animali, esseri umani compresi, si comportano in un modo o nell'altro, a cui corrispondono delle precise reazioni fisiche che coinvolgono il rilascio di alcune sostanze da parte del cervello. In generale si attacca quando si pensa di essere in grado di sconfiggere il pericolo che si fronteggia. In questo caso il sistema nervoso simpatico rilascia alcuni ormoni, in particolare l'adrenalina, che aiutano ad affrontare la situazione con tutta la forza possibile, aumentando il ritmo del battito cardiaco.
Good morning, it's time to wake up. Please, get up and wash your face. Don't forget about your business. Good morning. Ma come posso andare al lavoro dopo aver passato una notte del genere? E io dovrei andare a lavorare senza aver nemmeno riposato. Beh, ma d'altronde il lavoro è importante, no? È importante. Viene prima di tutto. Sì. È importante. Forse oggi potrei fare una lezione leggera. Sì, una lezione leggera. Magari oggi spiego la breccia di Portapia. Una lezione. A dire il vero, non mi sento così tranquilla. Buongiorno! Professore, non ci si mette anche lei a spaventarmi. Mi è bastata questa notte. Mi scusi, non volevo allarmarla. L'architetto mi ha riferito che gli inquilini abbandonano i propri appartamenti per riunirsi in clan. Beh, sa cosa credo? Che il sogno dell'architetto di creare un paradiso isolato dal resto del mondo stia miseramente fallendo. Anzi, se devo proprio dirla tutta, credo che per noi si stia trasformando addirittura in un incubo. Ecco, sì, un incubo. Non credo sia il caso di andare a lavorare oggi. Sì, ha ragione, lo credo anch'io. Allora, andiamo a casa? Sì. Bene. Allora, arrivederci. Ah, Sì, non esiti a chiamarmi se ha bisogno di qualcosa. certo. Grazie, professore. Quella della paralisi, che è mentale prima che fisica, sembra essere l'unica possibile nei casi in cui non c'è speranza di vincere in uno scontro fisico. E pare Sì, che manchi un motivo. sono io. I Sì. vantaggi della paralisi. Non credo che verrò a lavoro sono due. quest'oggi. Il primo No, è che essere non mi portati sento molto informati bene. e a livello emotivo aiuta a non rendersi conto di ciò che sta succedendo. Alcune sostanze, come le endorfine, comunemente associate a sensazioni di piacere e di euforia, che vengono rilasciate in giro. Ma guarda che bel disordine. Ah, se fosse qui mia mamma, mi avrebbe già rotto le scatole da un pezzo. E poi mi sono sposato con una maniaca della cura della casa. E leva i piedi dal divano e non passare sul pavimento che la domestica ha appena dato la cena. Mamma mia, che seccatura! Per fortuna ho trovato un posto come questo, dove posso fare quello che mi pare e piace. Un lavoro all'estero, dici, eh? Ma va a farti!
Ho davvero fame. Ma non credo che qui in casa ci sia rimasto qualcosa da mangiare. Anche qui dietro, no? Ma io non me la sento di andare al supermercato da sola. No. Potrei chiedere al professore di accompagnarmi. E d'altronde mi aveva detto di non esitare in caso di bisogno. Professore! Chi è? Sono io, la sua vicina di casa! È lei? Scusi se la disturbo, ho bisogno di parlarle! Un momento. Sono subito da lei. Professore, scusi se la disturbo, ma in casa ho finito tutte le scorte di cibo e non me la sento di andare al supermercato da sola. Non è che lei avrebbe qualcosa da mangiare? Oppure sarebbe così gentile da accompagnarmi? Anche io ho finito tutto a casa. Quindi l'accompagno volentieri. Grazie. Ho bloccato gli ascensori. Così, se a qualcuno dei piani bassi viene l'idea di arrivare fin qui, non avrà vita così facile. Professore, non è stato semplice, ma alla fine, grazie a lei, ce l'abbiamo fatta. Beh, sì. Non c'è rimasto molto, però meglio di niente. Sì, fortunatamente siamo riusciti a raggranellare qualcosa. Che dice? Andiamo a sgranocchiarci qualcosa a casa?
Allora, buon appetito? Ah, sì, buon appetito. Sì, arrivederci. Arrivederci. Poi mi faccia sapere se le sono piaciute le cose che abbiamo preso. Certamente. Sembrava quasi... Ma perché non mi ha chiesto di cenare con lui? Forse avrei dovuto chiederglielo io. Non lo so, io con queste cose non ci capisco niente. E poi mio padre me lo diceva sempre. Una donna deve saper stare al proprio posto. Il mio posto. Sì. Forse avrei dovuto invitare a cena la mia vicina di casa. Mi sembra così diversa. Ma anche la mia ex moglie mi sembrava così diversa. E poi si è rivelata uguale a mia madre. E se lei diventasse peggio di mia madre? No, no, no. Ognuno a casa sua. E tutta questa situazione mi sta facendo sentire ancora più sola e inerme. Sì, inerme. Vorrei che qualcuno venisse ad aiutarmi. Madre, perché non vieni almeno tu a confortarmi come hai sempre fatto? Oppure tu, amore mio, cagione ultima di questo mio male. Chiusa qui, non starò.
Aiuto! Che succede? Ma non volevo qui! Aiuto! Che succede? Ho paura! Non resisto qui dentro! Aiuto! Aiuto! Me ne vado da qui! Me ne vado! Me ne vado! Good morning. It's time to make up. Please, get up and wash your Dove face. sta andando? Don't forget about your business. Cosa sta facendo? Dove sta andando? Sto andando via da qui. Non mi sento sicuro. Gli inquilini radunati in clan fanno irruzione negli appartamenti alla ricerca di cibo e medicine e picchiano tutti quelli che trovano all'interno. Ma che cosa si aspetta di trovare là fuori? Si ricordi perché è venuto qui? Perché tutti noi siamo venuti qui. Dobbiamo resistere, non possiamo dargliela vinta. Se lei se ne va, io sono sicura che insieme ce la faremo. E poi, questo conflitto non ci riguarda. Magari neppure ci arriveranno qui. Ha ragione. Mi scusi, ho avuto un momento di sconforto. Sa, tutte quelle grida continue di stanotte mi hanno fatto perdere lucidità. Sì, ma adesso quindi resterà qui? E dove altro potrei andare? Basterà prendere qualche contromisura. Sì, se dovessero arrivare, potremmo mettere i mobili davanti alle porte e barricarci in casa. Così li terremo lontani. Sì, faremo così. Bene, allora, a presto, professore. A presto. A presto. Sì, basterà mettere i mobili davanti alle porte. Sì. Stava venendo qui, aiuto! 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 Il problema con la reazione di paralisi di fronte ai pericoli è che in molti casi risulta controproducente, almeno nell'esperienza umana. A causa di questa reazione, a volte solo temporanea, molte persone aspettano troppo tempo prima di correre a mettersi in salvo da un pericolo e per questa ragione muoiono. Negli esseri umani questo comportamento non è dovuto a un semplice blocco dei muscoli, come negli altri animali, ma a una più profonda stasi del cervello che impedisce alle persone di pensare razionalmente e quindi prendere iniziative che potrebbero salvare la loro vita. Gli eventi si susseguono in modo troppo veloce perché la risposta delle persone si adegui. Per questo molte persone muoiono nei naufragi o negli incendi. Si pensa anche che in alcuni casi le persone reagiscano con meccanismi di negazione.